nella superstrada pedemontana veneta Zaia. Se continua questo trend potremo pensare di mettere mano alle tariffe e sull'autonomia rincara la dose. Il periodo di prova del governo è finito, è ora di agire. Inaugurata l'elettrificazione della tratta ferroviaria Conegliano-Belluno, presto anche Feltre-Montebelluna e la settimana prossima la Regione deciderà il percorso del treno delle Dolomiti per collegare Cortina a Venezia. Violenta rissa tra giovanissimi nel quartiere padovano dell'Arcella, il Far West ripreso in strada dai telefonini dei residenti esasperati. Siamo fortunati ad essere ancora vivi, le parole dell'ex consigliere comunale di Venezia Alfonso Saetta, vittima del raid dei ladri nella sua abitazione. La polizia caccia dei banditi partendo dal DNA. Attesa per l'esito dell'autopsia sul corpo del 28enne di Rosà stroncato da una leucemia fulminante. Intanto gli amici gli hanno dedicato un nastro tramite il registro online delle stelle. Eccezionale operazione nell'azienda ospedaliera di Padova, dove per la prima volta al mondo è stato eseguito un intervento multiplo a cuore e rene con sequenza combinata. Grande attesa per la festa di Sant'Antonio che Media Nord-Est seguirà in diretta anche quest'anno. Intanto in Basilica continua il pellegrinaggio dei fedeli. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, naturalmente in primo piano quanto seguito anche noi con una lunga diretta iniziata questa mattina alle 9:15, ovvero l'operatività della elettrificazione della linea ferroviaria Conegliano-Belluno, viaggio inaugurale del presidente del Veneto Luca Zaia, che con l'occasione ha fatto anche il punto sull'altra linea bellunese Feltre-Montebelluna e il treno per Cortina. Presidente che ha anche commentato il boom dei transiti nei tratti già aperti della pedemontana veneta, annunciando novità sui pedaggi. 17.000 veicoli al giorno non sono pochi, al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Per un'autostrada che ancora non è incompleta, mancano 30 km. Quando sarà completato ho l'impressione che sarà molto più utilizzata. Questo ci permette di dire che il pedaggio va alla Regione e che la Regione in base ai pedaggi poi metterà a mano anche le tariffe. Pedemontana, già si inizia a parlare di abbassamento delle tariffe e il Presidente del Veneto lo fa guardando i dati sui transiti dei primi 15 giorni dall'apertura del secondo tratto Bassano-Montebelluna. Perché se ci saranno ovviamente pedaggi in eccesso, dico in esubero, definiamoli così, abbondanti, li utilizzeremo per limare le tariffe. Buone notizie dunque nel giorno in cui il Presidente ha inaugurato l'elettrificazione del tratto ferroviario da Conegliano a Belluno, un intervento che permette di collegare la montagna direttamente con Venezia senza dover scendere dai treni per cambio motrice da elettrica a diesel. E già a questo tratto presto si aggiungerà l'elettrificazione della linea per Feltre e Montebelluna e non solo, tutto questo per dare risposte alla montagna bellunese. Il popolo bellunese è un popolo eccezionale, però ricordo che 10 anni fa era sempre ma Belluno è dimenticata, ma Belluno invece. Voglio ricordare il treno delle Dolomiti che adesso la prossima settimana entrerà nel vivo come discussione, la partita degli ospedali sui quali stiamo investendo fortemente, ve lo posso garantire, chi volesse numeri vediamo i numeri, le Olimpiadi invernali 2026 e molto altro ancora per dimostrare insomma, che non è da parte nostra assolutamente dimenticato. Novità anche sul treno delle Dolomiti che collegherà Venezia con Cortina e Dobbiaco, dove Zaia ha chiamato in causa le comunità locali. Il treno delle Dolomiti, la vicepresidente presenterà questo treno durante la prossima settimana e poi il territorio, sindaci e amministratori dovranno anche decidere qualcosa, perché noi possiamo pensare a un master plan, possiamo pensare a Val d'Ansiei, a Val Boite, possiamo pensare alla Gordino, poi bisogna anche dimostrare che dopo il lamento viene anche la decisione. Tanti progetti quindi per la montagna e il Veneto, con il Presidente che chiede a tutti gli amministratori capacità di visione e ad alcuni politici presenti oggi a Belluno coerenza sugli sbagli, come sulle Olimpiadi di Cortina. La feci e l'esito che ci fu da subito fu, Zaia ci prende in giro, Zaia è una buttata per andare sui giornali, molti politici dissero, no? Il problema è che hanno anche la faccia tosta di presentarsi alle inaugurazioni, poi magari. Presidente che tra i tanti fronti aperti ricorda che quello più importante comunque resta l'autonomia del Veneto. L'autonomia se la debbono dare, l'autonomia anche qui, è finito il periodo di prova per qualsiasi governo, adesso ci vuole l'autonomia. Quindi non ci basta che ci dicano che siamo bravi, che facciamo bene le robe, che qui funziona tutto, vogliamo l'autonomia.
il presidente Zaia, che ha anche fatto il punto sulla situazione Covid e vaccinazioni, e a proposito del vaccino AstraZeneca ha detto: rivendichiamo la scelta di non vaccinare gli under 60 con AstraZeneca. Intanto fa discutere, e queste parole arrivano proprio nel momento in cui fa tanto discutere il caso della 18enne genovese deceduta dopo la dose di AstraZeneca. Rivendichiamo la scelta, anzi la rivendico personalmente, di aver fatto la scelta di non vaccinare gli under 60, cioè chi ha meno di 60 anni, con i vaccini a vettore virale, con gli adenovirus, quindi AstraZeneca e Johnson & Johnson. Sono vaccini che funzionano, non c'è nulla da dire, ma se AIFA mi dice che è raccomandato, anzi fortemente raccomandato sopra i 60 anni, in Veneto si fa così, punto. La posizione è chiara e viene ribadita a Belluno nelle ore in cui l'Italia si interroga sulla morte di Camilla, la giovane ligure deceduta dopo aver ricevuto la vaccinazione con AstraZeneca. La studentessa 18enne emerso oggi aveva una malattia autoimmune per la quale assumeva una doppia terapia ormonale e questo potrebbe aver influito sul precipitare degli eventi. Fatto sta che per il vaccino AstraZeneca è l'ennesima tegola in termini reputazionali, con il CTS che nel pomeriggio ne ha di nuovo raccomandato l'uso per gli over 60. Non solo, si raccomanda la seconda dose di Pfizer o Moderna anche a tutti quegli under 60 che in una prima fase avevano fatto AstraZeneca quando ancora era consigliato per i più giovani. La campagna vaccinale comunque va avanti, soprattutto in Veneto, con Zaia che aggiorna numeri e tempistica. Noi abbiamo inoculato 3 milioni e mezzo di vaccini ad oggi, chiuso cicli per 1.100.000 persone, quindi quei 2 cicli. Stiamo vaccinando, finiremo il giro verosimilmente ad agosto. Zaia torna anche sulla questione sempre calda vista la recente costituzione di una commissione d'inchiesta dell'uso dei test rapidi nella seconda fase della pandemia. Siamo arrivati a 6.000 contagiati al giorno, oggi ne abbiamo 80, 6.000 contagiati al giorno e siamo arrivati a 72.000 tamponi. Se avessimo dovuto fare solo i tamponi molecolari, il potenziale del Veneto, al di là che si possano avere tanti fenomeni che sa tutto, non è più di 25.000-26.000 tamponi al giorno. Vuol dire che io avrei dovuto negare comunque il test a almeno 50.000 persone. Resi noti invece i dati del monitoraggio da parte della Regione sulle case di riposo, la stragrande maggioranza, 322 su 335, hanno predisposto il piano organizzativo delle visite, le altre rischiano un richiamo come annunciato dall'assessore Lanzarina. Attualmente nelle RSA del Veneto su oltre 27.000 ospiti restano soltanto 9 positivi, 12 tra gli operatori. Non è passata neppure una settimana dal Veneto, dall'entrata del Veneto in zona bianca, che il quartiere padovano dell'Arcella si trova già a fare i conti con una violenta rissa in strada ripresa dai telefonini dei residenti. 2 giovani attraversano di corsa via Tiziano Aspetti, subito un ceffone, poi un pugno violento, 2 contro 1 che con il passare dei minuti diventa 4-5 contro 1, in mezzo a una strada trafficata con le auto che si fermano. Torna la violenza nel quartiere Arcella, come racconta questo video girato da un residente alle 22 di giovedì 10 giugno. Il quartiere ben sa qual è la posizione tra il Bingo e Galleria San Carlo. Qui non si contano gli interventi delle forze dell'ordine, spesso su segnalazione dei residenti, testimoni impotenti di scene di ordinario spaccio, e proprio i residenti del gruppo Città Arcella hanno deciso di diffondere via social questo video di poco più di 2 minuti con un commento amaro. Doloroso vedere scene così violente dopo pochi giorni di zona bianca. Come comitato cittadino abbiamo organizzato incontri sulla sicurezza. Ci aspettiamo che le buone intenzioni si traducano in fatti. Siamo pronti a collaborare, ma vivere in luoghi sicuri resta un nostro diritto. Dall'Arcella al Portello, dove la Movida continua, nonostante i numerosi appelli, a lasciare segni visibili del suo passaggio, che trasforma la scalinata antico attracco del Burchiello in una sorta di discarica a cielo aperto. Ci spostiamo adesso in provincia di Vicenza con la tragedia, la morte di Michele Merlo. Oggi l'autopsia sul corpo del giovane, ma gli amici del cantante gli hanno dedicato una stella in cielo. Guardate il cielo, troverete una stella, la più luminosa è Michele. Vi abbracciamo tutti, vi voleva un gran bene, noi vi vogliamo un bene immenso.
Domenico, papà di Michele Merlo, scriveva queste parole poche ore dopo la morte del 28enne di Rosà. E ora c'è davvero una stella in cielo che porta il nome del giovane artista veneto, spirato nella serata del 6 giugno dopo essere stato colpito da un'emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. Gli amici di Merlo gli hanno infatti dedicato un astro tramite il registro online delle stelle che permette di attribuire un nome a un corpo celeste. La mamma di Michele, Katia Ferrari, ha subito rilanciato lo struggente gesto d'amore sui social, dando vita a un'ondata di commozione e dolore che non si è ancora spenta. Non si è spenta però neppure l'eco delle inchieste legate al decesso del 28enne rosatese, sul cui corpo è stato effettuato nelle scorse ore un esame autoptico. La procura di Bologna, nel cui ospedale Merlo era stato ricoverato il 3 giugno, ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo dopo la denuncia dei genitori. La documentazione clinica è stata posta sotto sequestro perché, secondo quanto raccontato dai parenti del giovane, il giorno prima del ricovero Michele si era sentito male e si era quindi recato in pronto soccorso. La sua situazione non era però stata ritenuta grave ed era stato rimandato a casa. Poi l'aggravamento improvviso, il ricovero e infine la morte. Una morte su cui la famiglia e gli amici dell'artista vogliono fare chiarezza. Restiamo nel Vicentino, un'altra tragedia, il caso dello studente bassanese che si è tolto la vita durante la didattica a distanza avvelenandosi. Mentre lo faceva era collegato alla chat di un sito che istiga al suicidio. Il racconto nelle parole di papà Alessandro, che ora vuole fermare questa terribile realtà che esiste in rete. Non era da solo Matteo Cecconi la mattina del 26 aprile mentre assumeva il nitrito di sodio per togliersi la vita. Era collegato in chat con una decina di persone, tutte iscritte ad un sito, una vera e propria chat del suicidio con 17.000 seguaci in tutto il mondo. Particolari tremendi di questa delicatissima vicenda che ci racconta con grande coraggio il papà di Matteo, Alessandro. Matteo dichiarava quello che stava facendo nella chat, quello che aveva intenzione di fare, e trovando il consenso, l'appoggio, la solidarietà delle persone che erano in chat con lui. Nessuna di queste ha in qualche modo cercato di dissuaderlo. Matteo si era iscritto al sito il 13 aprile, pochi giorni prima di morire, un sito che istiga il suicidio. Questo emerge chiaramente dai messaggi del giovane bassanese e degli altri partecipanti. Ti supportano in un momento in cui dovresti essere invece ascoltato e dissuaso, in cui il momento che dovrebbe essere superato, e loro invece ti spianano alla strada perché ti aiutano a fare quello che vuoi fare. Ad interrompere la piattaforma della morte, la Procura di Roma che ha disposto l'oscuramento del sito dopo la morte di alcuni giovani della capitale. Alessandro Cecconi e la sua famiglia non si fermeranno. I siti del suicidio vanno bloccati e i ragazzi vanno aiutati a trovare la strada giusta per uscire dal buio della depressione. Abbiamo idea di portare avanti questa cosa qui, di chiudere e di impedire che questi siti possano operare, se possibile evitare la vendita libera e il libero commercio del sodio nitrito, ma consentire la vendita solo a professionisti, e siamo per l'identità digitale, per cui chi va in internet dovrebbe essere responsabile delle proprie parole, delle proprie azioni ed essere riconoscibile. Banda di ladri passa al settaggio ben 6 abitazioni nella zona di Zelarino e in una di queste mette a segno il raid dopo aver narcotizzato un'intera famiglia, cane compreso. La polizia è già in possesso del DNA di alcuni dei banditi. Stanotte ho dormito male, non mi sentivo più al sicuro. Il fatto mi svegliavo e guardavo gli armadi per vedere se erano riaperti. È stato proprio un risveglio traumatico, mi creda. Io avevo tanta fiducia nei miei cani, però non avevo pensato che potessero addormentare anche i cani. L'intera famiglia narcotizzata, cani compresi, da una banda di ladri che nella notte tra mercoledì e giovedì scorso ha depredato la casa dell'ex consigliere comunale di Venezia, Alfonso Saetta. 6 le denunce in questura per furto e tentato furto avvenuto in una sola notte qui a Zelarino, tra via Visinoni e via dei Centauri.
I ladri immortalati dalle telecamere della prima delle 5 case che hanno tentato di depredare in via Visinoni, sempre a Zelarino, per poi rinunciarvi per via dell'allarme che li ha messi in fuga. Si tratta di 3 ragazzi alti di statura, tutti con cappellino con visiere di pelle chiara, con un quarto complice facente da Paolo e con le stesse caratteristiche ad attenderli a bordo di un'auto. Gli uomini della squadra mobile della Questura di Venezia, sulle loro tracce, anche grazie al DNA lasciato su una bottiglia dell'acqua presa durante il raid nella casa dell'ex consigliere Saetta e abbandonata nel giardino insieme a un paio di scarpe da ginnastica durante la fuga con i monili e l'oro appena rubati. Hanno fatto un bottino molto ricco, quindi appagati credo abbiano deciso di lasciarci dormire e allontanarsi indisturbati dalla nostra abitazione. Famiglia che, seppur nello sconforto della violazione e dell'abuso subito, si dice fortunata di essere ancora illesa e viva. Qualora non avessero trovato il bottino, forse sarebbe stato peggio, perché credo ci avrebbero a quel punto svegliati e con violenza avrebbero preteso che noi consegnassimo quei pochi beni che avevamo a disposizione, quindi forse è stato meglio così. Del raid resta ora un dolore così indelebile che l'ex consigliere non esclude l'idea di vendere casa per sentirsi più al sicuro. In provincia di Treviso invece una pensionata mette in fuga 2 uomini entrati nella sua abitazione urlando. Si è trovata faccia a faccia con 2 uomini entrati nella sua abitazione a Carbonera. La donna, però 72 anni, non si è fatta prendere dal panico e ha iniziato ad urlare mettendoli in fuga. È quanto accaduto martedì pomeriggio quando un 64enne e un 57enne, entrambi italiani e con precedenti alle spalle, si sono introdotti nella casa della pensionata, forse pensando che in quel momento non ci fosse nessuno, ma hanno dovuto fare i conti con la donna che alla vista dei 2 estranei ha gridato facendoli scappare. Superato lo spavento, la 72enne ha chiamato i carabinieri di Istrana che hanno subito dato il via alle indagini per risalire ai 2 uomini fuggiti a bordo di un'auto. Proprio la descrizione del veicolo ha permesso di individuarli. I 2 sono stati denunciati per tentato furto. Incendio nella notte a Verona, fuoco circa 700 metri quadri di un capannone in via Binelunghe 23. Sono numerose le squadre dei vigili del fuoco intervenute per estinguere le fiamme che si sono sviluppate in un deposito di materiali vari. Il rogo ha generato una notevole quantità di fumo che ha reso difficile accedere alla struttura e individuare il focolaio principale. Sul posto è intervenuta anche un'autobotte di grande capacità dalla vicina sede dell'aeroporto. Domate le fiamme, la situazione è ora sotto controllo. L'intervento è proseguito per l'intera giornata con le operazioni di smassamento e le verifiche di staticità della struttura. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con la politica, arrivato a Padova per incontrare il nuovo prefetto Raffaele Grassi, Adolfo Urso, senatore di Fratelli d'Italia e neoeletto presidente del Coparsi, il comitato di controllo dei servizi segreti, ha parlato anche delle prossime amministrative di Padova previste nel 2022. Fratelli d'Italia, una logica propositiva e pienamente collaborativa con gli alleati, presenta 2 potenziali candidati di tutto rispetto che hanno già dimostrato quando ben sanno fare sul territorio, Elisabetta Gardini ed Enoch Soranzo, che ha già amministrato questo territorio, ha dimostrato come lo sappia fare da presidente della provincia. 2 candidati ineccepibili, direi col pedigree giusto. Fratelli d'Italia si porta avanti e propone agli alleati di centrodestra 2 nomi per le prossime amministrative padovane previste nel 2022. Elisabetta Gardini, ex europarlamentare, ed Enoch Soranzo, attualmente consigliere regionale. 2 nomi di partito che però sono pronti anche a lavorare per la coalizione di centrodestra qualora venisse scelto un candidato civico. Se questa sarà la scelta anche su Padova, noi collaboreremo anche in questo caso senza alcun pregiudizio a individuare insieme ai nostri alleati un candidato civico adeguato, capace di rappresentare appieno il centrodestra. Siamo aperti a qualsiasi tipo di ragionamento, abbiamo le nostre proposte, siamo a lavoro come sempre e poi quello che è importante è il futuro di Padova. La
L'arrivo a Padova del senatore Adolfo Urso, che ha incontrato il prefetto, tende la mano ai partiti di centrodestra, quasi a ribadire che il fronte è compatto, nonostante il neoeletto presidente del Copasir Urso sia stato eletto senza i voti della Lega. Su questa vicenda, che è iniziata credo 5 mesi fa, io non mi sono mai espresso. Non ho fatto mai una dichiarazione di alcun tipo e non lo farò sicuramente oggi. Parliamo di sanità con l'eccezionale operazione eseguita nell'azienda ospedaliera di Padova, dove per la prima volta al mondo è stato eseguito un intervento multiplo a cuore e rene con sequenza combinata. Tutto parte qualche settimana fa, quando un paziente di 70 anni con insufficienza cardiaca grave viene ricoverato nella cardiochirurgia del centro Gallucci di Padova a seguito di un peggioramento del quadro clinico. Dopo una TAC gli viene riscontrata una massa tumorale in un rene. A questo punto la scelta di agire in tandem con un team multidisciplinare di radiologi, urologi, cardiochirurghi e anestesisti, poiché il tumore doveva essere immediatamente asportato, ma al contempo la grave insufficienza cardiaca rendeva l'intervento urologico proibitivo per l'alto rischio di mortalità. Un problema concatenato all'altro, risolti contemporaneamente con una tecnica innovativa microinvasiva. La prima novità consisteva nel fatto che si è eseguito l'intervento urologico con il robot nel rimuovere una neoplasia renale, sostenendo il cuore grazie all'ECMO, che è una pompa esterna. Una volta risolto quel problema si è potuto procedere poi all'impianto di un VAD, di un sistema di assistenza meccanica al circolo, utilizzando, come giustamente diceva lei, una nuova tecnica non utilizzata precedentemente a livello mondiale per ridurre ulteriormente l'aggressività chirurgica. Approccio combinato grazie al contributo tecnologico che unisce la tecnologia dei dispositivi di supporto meccanico al circolo alla chirurgia robotica, unita all'elevata professionalità dell'equipe. Ha consentito di dare una risposta terapeutica salvavita al paziente e di trattarlo con successo. La decisione da parte dell'amministrazione, che ringrazio, di acquisire un nuovo robot in questo momento, secondo me è davvero una delle espressioni concrete del fatto che c'è una enorme attenzione nei confronti proprio del paziente. Grande attesa per la festa di Sant'Antonio, che Media Nord-Est con Rete Veneta seguirà in diretta anche quest'anno a partire dal concerto del pianista Giovanni Allevi, evento clou dedicato ai progetti della Caritas Antoniana. Intanto in Basilica continua il pellegrinaggio dei fedeli. Da Bergamo. Buongiorno. Siete arrivati proprio in giornata per venire? Sì, siamo venuti in famiglia per il compleanno della nonna. Compie 70 anni e non saprei spiegarli, lo sentiamo vicino e quindi ci piace venire. Allora sono qua per visita e poi per Sant'Antonio. Da dove arrivate? Da Napoli. Stiamo facendo una gita con i bambini in occasione anche dei festeggiamenti. Infatti stavamo assaggiando il dolce tipico. Avevamo questo grande desiderio di vederlo e siamo venuti. Che cosa vi ha lasciato la visita in Basilica? È una forte emozione. Da Bergamo a Verona, passando per Napoli e Lucca, la devozione antoniana arriva da tutta Italia e non solo. Siamo venuti qui da Bordeaux per Sant'Antonio, siamo emozionati. Il nostro figlio si chiama Antoine. Continua composta ed emozionante la visita dei pellegrini alla Basilica del Santo, che si prepara a festeggiare il suo giorno più importante, il 13 giugno. Una festa che vedrà tornare a Padova da Venezia la reliquia dell'avambraccio di Antonio. Una giornata che Rete Veneta, emittente del nostro network Media Nord-Est, racconterà in diretta dall'alba fino a notte fonda per far entrare nelle vostre case proprio la grande devozione legata al santo. Sant'Antonio è fede che anima grandi opere di carità, quelle della Caritas Antoniana, che quest'anno sostiene un progetto per realizzare una struttura di accoglienza per i bambini di strada del Burkina Faso. Siamo stati chiamati dalla chiesa locale, dal vescovo di Koudougou, per realizzare un progetto per i bambini di strada, bambine che vivono ai margini, che lasciano per il motivo della povertà le loro famiglie perché orfani, e il grande rischio è che diventino proprio anche loro preda
di questo vortice di violenza. Evento lancio delle iniziative della Caritas Antoniana, il concerto del pianista Giovanni Allevi che si terrà in Basilica. Anche questo evento sarà in diretta su Rete Veneta per portare le note della musica, ma anche la speranza che la Caritas Antoniana vuole dare a chi è in difficoltà. Per portare avanti questi progetti, perché Sant'Antonio ce li affida a tutti noi. Tutti noi vogliamo essere un po' le sue braccia e il suo cuore. Ed è tutto, vi lascio alle previsioni meteo, grazie per averci seguito e buona serata. Bentrovati al meteo. Nel weekend scoppia l'estate, anticiclone in rinforzo, dunque maggiore stabilità atmosferica e temperature in aumento. Il dettaglio di sabato 12 giugno. Sul Veneto la grafica ci mostra una situazione del tutto tranquilla e infatti la giornata sarà asciutta e caratterizzata da un ampio soleggiamento su tutti i settori della nostra regione. Il cielo si presenterà sereno o al massimo velato, senza piogge associate. Temperature come detto in aumento e clima via via più caldo, minime tra 15 e 20 gradi, valori massimi invece tra i 26 e i 32 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui bel tempo con tanto sole ovunque, cielo terso e limpido e non sono previste precipitazioni. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime sui 26-30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui non cambia lo scenario, vediamo che sarà soleggiato, c'è lo sgombro da nubi ovunque. Temperature minime intorno ai 15-17 gradi, massime sui 30-32 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.